Sono qui con il professor Charmé che sarà uno degli ospiti del Festival Dialoghi sull'Uomo. Il professor Charmé è uno dei più illustri psicoanalisti dell'adolescenza il suo intervento è veramente molto atteso. In generale mi sembra che si possa dire che la sottocultura dei mass media tende a enfatizzare gli aspetti problematici, violenti o dolorosi dell'adolescenza attuale, confermando così l'angoscia dei genitori o, come dire, la delusione dei docenti, dei ragazzi, e creando quindi degli stereotipi di un'adolescenza o dissoluta o violenta o dedita all'alcol, alla tossicodipendenza, a comportamenti violenti, al branco, eccetera. La realtà di milioni di ragazzi che vivono e studiano in Italia è ben diversa, ma è vero che il loro modo di interpretare la coppia, il gruppo, la relazione col potere, col denaro, col futuro è sicuramente diverso da quello delle generazioni precedenti. Quindi è comprensibile che ci sia bisogno di diffondere una cultura dell'adolescenza che sostenga un po' di più la famiglia e la stessa scuola, ha bisogno di ritrovare, come dire, il senso della relazione attiva con il nuovo adolescente, che la sfida un po', ma non la contesta neanche un po'. I ragazzi hanno altro da fare adesso che contestare sia lo Stato che la scuola che la famiglia, quindi insomma davvero ci sono delle novità. Ma penso che possa essere interessante, speriamo di riuscire a farlo, discutere della relazione col corpo che hanno gli attuali adolescenti. Non è più il corpo del desiderio, il corpo del piacere, il corpo della sessualità, della seduzione, dell'accoppiamento, quello che crea importanti problemi ai ragazzi. Certo che ne crea, ma lo scenario del sentimento di colpa, la paura di finire all'inferno, la sorveglianza da parte delle madri nei confronti della verginità delle figlie femmine e in parte anche dei maschi, sono oramai ricordi del passato. Oggi se ci sono problemi del corpo, quando ci sono, che ovviamente la maggioranza dei ragazzi sono ben contenti del corpo che madre natura gli mette a disposizione dopo la pubertà, con 1000 funzioni in più di quello infantile, ma alcuni invece non riescono ad andare d'accordo con il nuovo corpo e, come dire, se ne vergognano, non lo ritengono adeguato alla vita sociale, alla costruzione della coppia, non è abbastanza bello, ma inteso in un senso strano, molto enfatico, molto retorico, dove si capisce che sul tema della bellezza si gioca una partita che viene dai modelli educativi della famiglia, che valorizzano molto il bambino, creano aspettative di successo, di affermazione, di visibilità. Si capisce che si giocano dentro i modelli narcisistici della società in cui viviamo, si capisce che, come dire, la cooptazione nel mondo della visibilità sociale, dell'affermazione, del successo a tutti i costi, hanno lavorato sulla mente di alcuni adolescenti narcisisticamente fragili e se la prendono col corpo, che è il corpo che non è all'altezza di sostenerli nella marcia verso la visibilità, verso il successo, e allora bisogna dimagrirlo, oppure bisogna palestrarlo, oppure bisogna doparlo, e credo che anche il generoso uso di cannabinoidi e di alcolici che fanno alcune frange di ragazzi attuali abbiano questa finalità di acquisire delle competenze, delle abilità, una resistenza, superare il sentimento di vergogna e poter spendere la propria corporeità nelle relazioni sociali senza inibizioni, senza paura di umiliazioni e di mortificazioni. Allora questa relazione col corpo come strumento per celebrare il proprio successo, la propria affermazione attraverso la bellezza, la seduttività, la prestazione, oppure viceversa, dolorose adolescenze consumate nella conflittualità col corpo, che si esprime attraverso manipolazioni violente, dolorose, che possono costituire veri e propri stati di malattia, anche insidiosi addirittura per la sopravvivenza.
L'ultima domanda, un suo libro da consigliare e un libro del cuore, un libro per passione. Ma io sono molto affezionato a un libro che ho scritto una decina d'anni fa, che è tuttora in circolazione, che ha avuto una diffusione, un successo, diciamo, editoriale, pur essendo un saggio, però molto divulgativo, letto dalle mamme, dagli insegnanti, che si intitola I nuovi adolescenti e che raccoglie un po' le esperienze che ho fatto nei 30 e più anni di relazione con l'adolescenza. Poi, nello specifico, penso che un testo sul corpo in adolescenza interessante, anche se un po' specialistico, è il testo intitolato Il corpo in adolescenza, che ha scritto Annie Birot, un'attrice francese, che è stato pubblicato da Borla, un libro anche questo di qualche anno fa, ma ampiamente ancora in circolazione.